L'idea è di creare delle stanze, l'avete vista, delle stanze accoglienti, informali, carine, con un divano, con le lampade, con lo spazio per i bambini, per far sì che queste donne o comunque qualsiasi persona che arriva qua per denunciare una violenza si trovi in un ambiente così un po' più amichevole, un po' più gentile, in modo che ci sia che sia più facile denunciare una violenza, che è sempre un momento terribile, credo, nella vita di una persona. Quindi anziché trovarsi il classico ufficio dei carabinieri triste, informale, così formale, si trovano in una stanza invece più accogliente. Ovviamente i nostri carabinieri ci hanno anche garantito, insomma, che cercheranno possibilmente di utilizzare, di far parlare con delle carabiniere queste donne, proprio perché l'empatia sia la massima possibile, insomma la comprensione sia la massima possibile. Allora, lei prima ha parlato di gentilezza dell'Arma, l'inaugurazione di questa stanza, la terza, va proprio in questa direzione. Sì, come dicevo prima, siamo orgogliosi di poter presentare la stanza tutta per sé, realizzata da Soroptimis presso la caserma di Oderzo, che ci offre, ci dà la possibilità a noi carabinieri di fornire un servizio sempre più qualificato ed efficiente vicino ai bisogni e alle necessità dei cittadini e del territorio. Per cui non solo più competenza professionale, o meglio non solo competenza professionale, ma anche quella cordialità che contraddistingue l'Arma dei Carabinieri in un contesto di gentilezza, perché questo costituiscono le stanze di Soroptimis, ossia la possibilità di ricevere persone che soffrono situazioni di disagio in un ambiente confortevole, e accogliente e rassicurante. Sì, assolutamente, abbiamo visto proprio in questi mesi una recrudescenza di questi fatti che ovviamente nascono e quasi si concretizzano poi nel loro finale così tragico all'interno delle mura di casa, quindi difficilmente diciamo così prevenibile, almeno che non ci sia proprio la capacità e il coraggio di queste persone di rivolgersi alle istituzioni per tempo. Quindi questa iniziativa di oggi, che tra l'altro è la terza nella provincia in poco tempo, e quindi denota questa capacità di fare sinergia tra le istituzioni e l'associazionismo, è un tassello importante nella costruzione di questo sistema che deve appunto sostenere e accompagnare le donne, ma direi anche gli uomini che hanno delle fragilità nel momento in cui per esempio si chiude un rapporto affettivo e quindi devono saper gestire le proprie emozioni.